La statua di San Nepomoceno. Le mura del ponte visconteo. Borghetto sul Mincio, di sera.
Oratorio della Santissima Trinità. La chiesa di Santa Maria Assunta. La tomba del Petrarca. Il Palazzo Contarini. La Villa Valsanzibio. La Basilica di Santa Giustina. La Cappella della Pietà. Il Corridoio dei Martiri. Pala d'altare con Madonna in trono e i Santi Benedetto, Giustina, Prosdocimo e Scolastica. Il reliquiario di San Luca Evangelista. La strage degli Innocenti, opera di Sebastiano Galvano. La cappella di Mattia con la tomba di San Mattia. Il santuario di Prosdocimus. Altare maggiore e pala del Veronese. La Cassa di risparmio del Veneto. La Chiesa degli Eremitani. Il Duomo, con a fianco il Battistero. Il monumento ad Antenore.
Il Palazzo del Capitanio, con il suo orologio astrario. Il Palazzo del Monte di Pietà. Il Palazzo della Ragione. La Loggia. Il Prato della Valle, la più grande piazza della città di Padova, con la Loggia Amulea e le statue di Giotto e Dante Alighieri. La Scuola del Santo. Il Tempio della Pace. Il monumento equestre al Gattamelata, opera di Donatello. La Cappella del Beato Luca Belluti. La Cappella del Santissimo Sacramento del Santo. La Cappella della Madonna Mora. Con il Padre Eterno e gli angeli. E la Madonna Mora con in braccio il bambino. La Cappella di Santa Caterina. Incoronazione della Vergine Maria e Santi, opera di Giusto de Menabuoi. La Cappella del Tesoro. La Cappella dell'Arca. La Cappella della Tomba di Sant'Antonio. La Cappella di Santiago. La statua di Sant'Antonio. La Vergine del Pilastro. Madonna in trono, tra i santi Felice II e Caterina d'Alessandria. Rilievo della deposizione di Cristo, opera di Donatello. Scheletro del Santo, esposto alla venerazione. Il chiostro della Magnolia.
Il giudizio universale. Particolare con Cristo giudice. Particolare con un angelo che arrotola il cielo. Particolare con Enrico Scrovegni che offre la cappella alla Madonna. Particolare con la schiera angelica di destra. Particolare con la schiera angelica di sinistra e 6 apostoli. Qui sono raffigurati Giotto e Dante. Particolare con l'inferno. Il supplizio dei dannati con al centro Giuda, impiccato. Nell'inferno non poteva mancare Satana. L'arco trionfale con l'abside. La circoncisione. Vita della Vergine. Adorazione dei Magi. Annunciazione a Sant'Anna. Annunciazione della nascita di Maria a Gioacchino. Annunciazione a Maria. Ascensione di Gesù. Battesimo di Gesù. Compianto sul Cristo morto. Corteo nuziale. Cristo davanti a Caifa. Cristo lava i piedi ai discepoli. La flagellazione di Gesù. Fuga in Egitto. Gesù tra i dottori nel Tempio. I pretendenti pregano. Il bacio di Giuda. Il discepolo a sinistra, che ferisce un soldato con il suo coltello, è San Pietro. Il portare le verghe al Tempio. Il tradimento di Giuda. Incontro di Anna e Gioacchino alla Porta Aurea. Ingresso a Gerusalemme. Leggenda di San Gioacchino. L'offerta sacrificale di Gioacchino. Il massacro degli innocenti. Nascita della Vergine Maria. Natività di Gesù.
Noli me tangere. Le nozze di Cana. La Pentecoste. Presentazione al Tempio. Presentazione della Beata Vergine Maria. Purificazione del Tempio. L'ultima cena. Visitazione della Beata Vergine Maria. Resurrezione di Lazzaro. Sposalizio della Vergine. Strada per il Calvario. Il quadro compositivo delle virtù e dei vizi. Carità. Coraggio. Disperazione. Fede. Incostanza. Infedeltà. Ingiustizia. Invidia. Ira. Prudenza. Speranza. Stoltezza. Temperanza. La volta della Cappella degli Scrovegni. La Rocca. La Fontanella Zen. La Cattedrale di Santa Maria Assunta. La Fontana Maggiore. La Chiesa di Santa Caterina. La Casa Longobarda. La casa di Eleonora Duse. La Villa Armeni. Il Duomo. L'Oratorio di Santa Teresa. Ponte e Porta Friuli.